Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. È stato ritrovato vivo in stato confusionale il 49enne di Bressa di Campoformido, scomparso da ieri dalla propria abitazione. L'uomo, che vive da solo, non aveva fatto rientro a casa. A darne l'allarme la sorella. Subito attivati i soccorsi, i vigili del fuoco di Udine con i volontari di Codroipo e di San Daniele insieme agli agenti della polizia locale e al personale della protezione civile. Hanno setacciato la zona palmo a palmo anche con l'ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco giunto da Mestre. Verso le 13:30 nei pressi di Pagnaco la felice conclusione. Ora, dopo gli accertamenti sanitari, farà ritorno tra i suoi familiari. Deve scontare 7 anni e 2 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata per aver abusato di una ragazza minorenne e per questa ragione un cittadino romeno di 38 anni è stato arrestato a distanza di tempo dai carabinieri di una pattuglia del nucleo radiomobile di Aurisina durante un controllo su un autobus di linea diretto in Romania. La vicenda è relativa a una violenza compiuta nei confronti di una ragazza di 15 anni fuggita dalla comunità per minori dove si trovava per trascorrere una serata in città. Conosciuto l'uomo, dopo qualche bicchiere e droghe leggere, era stata costretta a subire gli abusi. La giovane, nonostante la sofferenza, una volta rientrata in comunità, aveva trovato il coraggio di denunciare la violenza subita e l'uomo, che però era intanto scomparso. Per lui è terminata la latitanza. È successo questa mattina intorno alle 8:30 lungo la strada provinciale 1 al chilometro 13 prima dell'incrocio con Borgo Grotta nella zona di Opicina. Un'autovettura si è scontrata contro un grosso esemplare di cinghiale che improvvisamente è uscito dalla boscaglia centrando l'autovettura. Alla guida una donna di 55 anni, residente in provincia di Trieste, per fortuna rimasta illesa ma spaventata. Sul posto la pattuglia dei carabinieri di Villa Opicina per i rilievi di legge e la viabilità in attesa del recupero della carcassa che è avvenuta poco dopo. In Friuli Venezia Giulia, su un totale di 4.307 test e tamponi, sono state riscontrate 693 positività al Covid. Nel dettaglio, 1.807 tamponi molecolari, 123 nuovi contagi. 2.500 i test rapidi antigenici, 570 i casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 161. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Nella giornata odierna si registrano 3 decessi. Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.